Signor Sindaco, facciamo il punto in merito alla situazione della scuola Sauro. Sulla situazione della scuola Sauro stiamo ancora lavorando, speriamo di riuscire a dare ai bambini e alle loro insegnanti una collocazione il più vicino possibile al rione. Naturalmente è una situazione un po' complessa. In ogni caso le priorità del Comune rimangono quelle che abbiamo sempre indicato, cioè in primo luogo la sicurezza dei bambini, l'incolumità è la cosa più importante. In secondo luogo il fatto di tenere unita questa scuola, tenere uniti i gruppi classe, quindi assicurare che i bambini possano continuare il loro percorso didattico tutti assieme. Naturalmente dobbiamo attendere anche quelli che saranno gli esiti degli accertamenti fatti sul crollo. Noi siamo fiduciosi che la magistratura procederà a questa ricognizione e ci darà gli strumenti per capire come poi dobbiamo procedere. Ecco, qui più che discorso, diciamo così, di immobilismo, qui c'è un problema di burocrazia che ferma un po' l'attività del Comune per risistemare la scuola. È un problema di tempi tecnici, noi abbiamo una buona interlocuzione con la Procura della Repubblica, cerchiamo di collaborare per riuscire proprio ad avere delle risposte che ci diano la sicurezza di poter mettere i bambini in una struttura assolutamente sicura. Le soluzioni alternative stanno funzionando? Le situazioni alternative ci sono, possono essere fatte funzionare con lo scuolabus, con degli ambienti idonei per la sistemazione dei bambini. Naturalmente se riuscissimo a tenerli vicino al rione saremmo più contenti. A livello di costi fino ad ora com'è la situazione? No, a livello di costi non abbiamo ancora avuto problemi, chiaro che una soluzione può essere importante, cioè i costi per questo tipo di ristrutturazione potrebbero essere importanti. Sappiamo che con la provincia comunque c'è un dialogo diretto. Sì, ho parlato con il Presidente Garghetta, stiamo cercando di trovare comunque delle soluzioni, speriamo che le cose vadano a buon fine, capiamo i problemi di tutti, cioè tutti i ragazzi di Monfalcone sono importanti, quelli che frequentano le scuole dell'infanzia, delle medie e anche le scuole superiori. Senta, mi permetta una battuta, questa scuola tornerà attiva prima della profezia dei Maya? Ma io sono sicura di sì, perché questa è la mia scuola, la scuola che ho frequentato io e i miei bambini, ci tengo molto e l'abbiamo difesa con le unghie e coi denti l'anno scorso quando in base al decreto Gelmini doveva essere soppressa, quindi faremo tutto il possibile e l'impossibile. Qual è la risposta del Comitato Genitori? La nostra risposta è una richiesta di tempi brevi per ciò che i bambini delle prime si iscrivono nella nostra scuola, che altrimenti viene chiusa perché mancando una classe pian pianino con le nuove leggi verrà chiusa. La nostra sede di Panzano rimarrà un edificio che non si sa che fine farà, non vogliamo persone sgradevoli a frequentare la nostra Panzano. Speriamo che il Presidente Garghetta ci dia la possibilità di rimanere ancora per un anno nella sede che attualmente occupiamo alla Giacic e che trovino in Regione un'altra soluzione per i ragazzi che sicuramente non sono meno importanti del polo professionale, che ci diano la possibilità di avere la nostra scuola alla quale siamo affezionati, anche i bambini la guardano oltre il cancello sperando di poter correre di nuovo nel loro giardino, che ha una scuola bellissima, che ha degli ampi spazi per i bambini dove si vive bene la giornata scolastica, gli insegnanti sono validi e avremo veramente questo desiderio più grande di riuscire a gestire questa scuola, altrimenti di lasciarci all'alberghiero, perché giustamente noi genitori non possiamo andare dalla Panzano per andare a Duca d'Aosta. Ci sono mamme che hanno 3 figli, come fanno ad andare alla Duca d'Aosta? Mariti che non lavorano non possono pagare il condominio. Come si fa? Ci stanno tanti problemi anche per noi, non solo per loro. Purtroppo noi cerchiamo, vogliamo che ci devono aiutare. Anche perché se ci spostano la Duca d'Aosta molti genitori toglieranno, anche già frequentano la scuola, toglieranno i bambini dalla scuola, sono già pronti ad andare in comuni vicino. Si perderebbero le classi e la possibilità di mantenere unita tutto il lavoro che è stato fatto in questi 5 anni di scuole elementari, il gruppo che si sono creati, che sono bambini che stanno bene insieme tra di loro ed è veramente una perdita grande. Raramente si trovano gruppi che lavorano bene insieme. Credo che spostarli sia una perdita per i bambini ai quali come genitori
teniamo tantissimo. Speriamo di avere risposte e a quando breve. meno combattiamo per avere i nostri insegnanti, i bambini che fanno la quarta che devono finire l'ultimo anno, i bambini dalla prima alla seconda e che fanno 3 anni di scuola materna. Combattiamo per questo, l'insegnante e la scuola. O qua la preghiera questa qua, e non dividere i bambini perché la scuola bus a noi non ci dà garanzia, né scuola bus e non la Ducaus. Vogliamo la sauna. Speriamo di tornare presto nella nostra scuola.